Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo, Privitera. Ciao Marco, Testoni. Okay. Allora, oggi sono particolarmente contento perché quando viene un amico durante Soundtrack City sono sempre felice. Stiamo parlando di Giancarlo Russo. Proprio da qualche mese, adesso ce lo faremo dire da quando esattamente, è uscito questo suo disco, ok? Togetherness, un bel disco anche con un bellissimo titolo. Poi perché Giancarlo è un collega sia dal punto di vista del compositore che dal punto di vista del music supervisor e siamo in pochi che fanno tutto questo insieme, e in più per tante altre cose di cui Massimo parleremo adesso, compreso le colonne sonore che ha fatto, no? E vabbè, parleremo di una colonna sonora in particolare, Queen Mary of Romania, di cui ho recensito a suo tempo per l'appunto lo score, che ho trovato straordinaria come mia recensione, tra l'altro enuclea alla perfezione. Ma potremmo parlare anche di qualcos'altro, perché poi sì, guarda Giancarlo che vado a presentare, eccolo qui. È qui con noi. Ciao Giancarlo, ciao Gianca. Ciao, che piacere. Menzo. Piacere mio. Allora, con Giancarlo è piacevole, lo dirò subito, è piacevole lavorare anche perché è la famosa testa open mind, per cui con lui si può discutere amabilmente di musica a 360 gradi, proprio come ci piace. Dopo questa introduzione io adesso ti faccio la prima domanda rispetto a proprio, lo rifaccio vedere ancora questo disco di Giancarlo Russo, fresco. Allora, una volta mi ha stupito perché mi ha detto questo è il mio testamento, e tutti a dire è il testamento esagerato, eccetera, però chiunque fa nel 2022 il mestiere di musicista sa che, a differenza dei musicisti più fortunati delle precedenti generazioni, il concetto di fare un disco ormai è un atto eroico. Fare questi cosini qui è un atto eroico, perché sai che non c'è più un'industria a sostenerti, perché sai che molto spesso non ci sarà neanche una distribuzione a sostenerti, perché sai che non c'è una stampa a sostenerti, perché sai che non c'è nulla a sostenerti. Quindi questi dischi sono atti di generosità da parte degli artisti, perché non hanno alcun valore, diciamo così, economico, mettiamola così. E allora arrivo al discorso di Giancarlo. Giancarlo ha fatto un bellissimo disco, non un bel disco, ha fatto un bellissimo disco dove ci sono dentro dei fior di musicisti, dove c'è dentro poesia a chili e dove c'è dentro anche orchestre che suonano, quindi ha fatto uno sforzo che non è un disco da smanettoni, è un disco pensato, voluto, sentito. Ogni traccia è dedicata o a un figlio, a un padre, a una madre, a un amico, è un concentrato di passione che sempre più raramente si vedrà e si sentirà a causa di tutto quello che ho detto io prima. E quindi la domanda che faccio a Giancarlo è: come ti è venuto l'idea di fare questo disco? Sentite, innanzitutto dopo tutta questa introduzione così buona nei miei confronti, volevo essere buono ma di cuore con voi, perché magari poi non lo dico più, perché Soundtrack City è diventato ormai un must, no? Almeno nel nostro giro. Sarebbe bello se si potesse vedere in televisione, insomma in canali un po' più aperti al grande pubblico, no? Perché voi avete parlato di quant'è ormai? Un annetto, 2 anni? Quant'è? Noi siamo arrivati alla 200, la tua Wow. penso sia la 204 o 205esima puntata. Ci tenevo, li ho fatti a voi due separatamente, visto che siamo in trasmissione. Avete fatto un bellissimo progetto, tanta prosperità, come si dice. Grazie. Però a questo punto adesso, ecco. Mi è venuto perché da parecchio tempo avevo voglia di radunare, raggruppare, rivisitare, rivivere un bel po' di brani
che venivano da esperienze diverse, da colonne sonore, da progetti elettronici e soprattutto da progetti jazz, perché come sapete io vengo da quel mondo lì. Non sono proprio un jazzista di quelli tra virgolette, no? Amo tantissimo il jazz, è l'unica musica che ascolto insieme a un po' di musica classica e qualche canzone che mi fa sentire mia figlia che è giovane. Però il jazz è proprio quello che mi dà la carica, mi fa ancora venire la pelle d'oca, il brevidino, eccetera. Questo disco è un'antologia. Io ho detto il mio testamento perché, come hai detto tu giustamente, Marco, per quanto è difficile, non so se ne rifarò un altro, almeno di questa portata. Ho solo idea, se ce la faccio nel 2023, invece di fare una cosa simile, però con le canzoni, no? Visto che io per tanto grande parte della mia vita ho scritto e cantato canzoni, poi ne ho scritte per altri cantanti, quindi l'idea era la stessa, invitare degli ospiti e fare delle canzoni a 4, 6, 20 mani e pubblicare un disco del genere. Quindi Togetherness è un'antologia. Hai detto un'altra cosa giusta a cui mi ricollego, perché la scelta del titolo è proprio questo, non solo il fatto che questo è un disco suonato assolutamente, c'è pochissimo di programmato, io ho sempre amato, come anche Marco, la musica suonata, il suono dei musicisti, certo l'elettronica, i provini in elettronica si fanno, però io appena possibile, come sapete, vado a registrare. E Togetherness quindi non solo perché ci sono 40-50 musicisti, di cui poi magari se c'è tempo parleremo, ma perché l'idea era proprio quella di condividere, no? Quello che è il mio percorso degli ultimi, diciamo 15 anni, no? Più o meno, forse 10-15. E radunarlo in un LP, stavo dicendo, perché in realtà volevo stampare il vinile, ma poi insomma non è detto che non lo faccia, e farne dono a chi vorrà ascoltarlo, no? Togetherness è una parola che in italiano non esiste, sarebbe insiemitudine, no? Però l'idea è proprio quella, poi soprattutto con i tempi che abbiamo vissuto era un invito alla collaborazione, allo stare insieme, al produrre insieme, a fare team, soprattutto nel nostro campo, musica e cinema, e da soli si fa cioè si potrebbe fare tutto, ma insomma è abbastanza sterile, no? Come voi saprete. Quindi, no, direi, ma toglimi una curiosità, questo disco è uscito nel 2022, ma l'hai lavorato forse durante il lockdown o già da prima? sì, no, guarda, la lavorazione in realtà è durata parecchi anni, ma non solo in funzione di questo disco, ma perché contiene brani, come ho detto prima, certo, che magari facevano parte di altri progetti, però per questo disco quei brani che magari erano un tema di un film, una sigla di una trasmissione televisiva, un progetto destinato ad altro, l'ho un po' rivisitato, l'ho riarrangiato, anche per creare un minimo di omogeneità che in questo disco non c'è, come avrete visto, però sì, c'è. no, in realtà guarda, secondo me stile, la parte omogenea è il mio stile, che sicuramente è riconoscibile anche in pezzi molto diversi tra loro. Io faccio una considerazione prima che il mio socio faccia la sua domanda. Allora, io ascoltando nella sua integralità l'album, devo dire che ho riscontrato 3 anime, poi magari Giancarlo mi smentisce o magari Marco me ne aggiunge qualcun'altra o me ne toglie qualcuna, però io ho rivissuto un po' l'esperienza da grande ascoltatore qual sono e qual sono stato di tutti gli album e anche le compilation della GRP Records, quella fondata da Dave Grusin, che ha tenuto a battesimo e ha ospitato autori, musicisti come Chick Corea, la più grande etichetta di fusion dagli anni 90 smooth jazz, e io un po' ho riscontrato quel sound. Poi mi ha ricordato che parecchi anni fa un mio amico amante del jazz come te, Giancarlo, mi fece ascoltare un album che io non avevo la più pallida idea chi fosse, un mio amico greco mi disse: guarda, ho questo vinile degli Spiro Gira. E tu, ma chi sono gli Spiro Gira?
ti giuro, appena ho messo in play il tuo album, ho detto, caspita, quel suono lì me l'ha ricordato troppo. E se vuoi, la terza anima, quindi Dave Grusin, la JRP Records e gli Spiro Gira, che tanto ne facevano anche parte, ma poi l'anima in realtà popolare, l'anima mediterranea, la tua anima, io in alcuni temi ho rivissuto la bellissima esperienza melodica di un grande Armando Trovaioli che io ho amato e amo. Grazie, un grande complimenti. Dei temi, delle melodie bellissime, proprio popolari, ma nel senso proprio bello del termine. E io quindi ho trovato Trovaioli, Grusin e gli Spiro Gira. Questo e non dico altro, non aggiungo. Vabbè, insomma, ci puoi stare Giancarlo. Io mi ricollego a questo che hai detto Massimo per fargli una domanda e una mia riflessione. Allora, siccome Giancarlo lo conosco abbastanza bene, allora diciamo che dei compositori, diciamo così, della mia generazione, insomma, è quello che ha un lirismo e una facilità tematica che non hanno gli altri, cioè lo definisco quasi un poeta da quel punto di vista, cioè nel senso è in grado di creare dei temi sempre, raramente lui fa della musica non ispirata magari a un tema. Io ne ricordo, ce n'è uno che mi piace in particolar modo, credo quello dedicato a tua madre, se non vado errato, sì, Maria Pia, che è un valzer se non vado errato, mi piace tantissimo proprio come è costruito, ma ne trovi tanti altri. Quando lui diceva a me piace il jazz ma non sono un jazzista, perché presumo che anche gli amici jazzisti, forse una figura anomala come Giancarlo Russo, non la definiscono tanto bene, se conosco bene i jazzisti. Quindi, come dire, è un outsider in varie situazioni. So strano. Chissà come mai conosco questo tipo di personaggio, però allora quello che volevo dire è credo sia il caso di cominciare a menzionare qualcuno dei musicisti che stanno dentro, così diamo adito di capire che disco è questo. Allora, parto dalla prima traccia dove suona Mike Stern la chitarra, Bob Franceschini il sax e poi abbiamo Max Baldassarre percussioni, Dario Rosciglione, Mario Romano e un certo Giancarlo Russo che suona tutto il resto. Poi se andiamo avanti vediamo la Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, quindi non una library, non un'orchestrazione virtuale, ma la Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, Marco Marrone, Luca Pincini, Luca Leonori, io potrei continuare, Simone Salza, Pierpaolo Ranieri, Simone Gianlorenzo, Luca Bellanova, Carlo Di Francesco. Io vado avanti e poi c'è Barbara Eramo che è una voce aspetta, io vado avanti, non faccio come quando sto in radio che ne dico solo 3 principali, no, ne dico anche gli altri. Max Bottini, cioè un bassista non da poco, Sebi Burgio, evito di ripetere Simone Salza, Iliana Todorova, Marco Marrone già l'ho detto, Davide Pettirossi, poi abbiamo Andrea Farri suona le tastiere in Esseri Esseri Umani, di cui poi ci parli, Luca Leonori, di nuovo Mike Stern, Demo Morselli, Natalio Mangolavite, tanto per buttare lì qualche altro nome, Stefano Malatesta, Marco Capano e Luca Trolli, Paola Gladys Arcieri, cioè, ma quanti ne sono? Proprio Marco Siniscalco, Barbara Eramo. Credo di averli detti tutti, così faccio più o meno, più o meno. Se me ne sono dimenticato qualcuno, Giancarlo dimmelo, ma è che sono veramente un boss. Ma Pierpaolo Ranieri, mi sa che l'ho detto, però. L'hai detto, però, allora l'hai detto, Marco Argenti, insomma, tanta gente. Io ci tengo anche a precisare che ognuno di questi musicisti, con ognuno di questi musicisti io ho condiviso delle cose, ci ho suonato, ho fatto altri progetti, non sono venuti a fare i turnisti, anzi ognuno ha messo molto di sé, no? Anche aiutandomi in certe cose. In quest'ambito, come sapete, i musicisti, a parte che sono tutti di un livello eccezionale, infatti.
ma soprattutto ognuno di loro l'ha fatto col cuore. Qualcuno non ha voluto neanche essere pagato su alcuni brani, vi dico questo. Ecco. Per me è stato, io ho proprio insistito, alla fine gli ho fatto il PayPal, no? Perché per me è importantissimo pagare sempre i musicisti in qualsiasi occasione. Però no, è importante dire che non è che ho chiamato, capito, per riempire, no? Quindi nella mia carriera, iniziata nei locali di Roma negli anni '80, ho avuto la fortuna di collaborare con tanta gente che poi si è molto affermata come strumentista, eccetera. E devo puntualizzare anche, Marco, visto che tu hai parlato dell'orchestrazione, che Marco Marrone mi ha dato una grande mano. Io ho messo, chiaramente ho sempre imbastito il lavoro, però Marco è una persona che stimo tantissimo, voi lo conoscerete, anche perché poi ha iniziato a collaborare con alcuni compositori anche un po'... Sì, l'ho conosciuto soprattutto in occasione di una colonna sonora fatta con Andrea Farri, ad esempio, l'ho conosciuto. Sì, quindi... adesso lavora con Andrea, ma insomma ha fatto parecchie cose, è lui stesso un compositore. E io Marco l'ho voluto assolutamente perché ha un gusto, un'eleganza, anche lui un senso della melodia che ho trovato perfetta per i miei lavori. Quando io feci qualche anno fa un disco con Billy Cobham, tutti quanti mi dicevano: ma come hai fatto a contattare Billy Cobham? Era la prima domanda che mi facevano sempre: come hai fatto a contattare? Quindi io adesso mi vendico e faccio a te la stessa identica domanda: come hai contattato gli americani Mike Stern, Bob Franceschini? Allora, guarda, è stato molto semplice perché Bob è un mio carissimo amico da tantissimi anni, mi onoro, come dicono certi, di essere suo amico, perché la sua prima moglie era una mia amica carissima e siamo stati tantissimo insieme. Poi Antonella è mancata e Bob si è trasferito, è tornato in America con i suoi 2 figli fatti con Antonella. E già allora era un grande, insomma, Bob è uno che negli anni 90 ha fatto il produttore di Chaka Khan, per dire uno che ha suonato con Tito Puente, insomma, è un grandissimo, come saprete, sassofonista, tra l'altro su tutti e 3 i sax, ma è anche un bravissimo produttore. E Bob è intimo amico di Mike, con cui suona tantissimo. Io andai un paio di volte, una volta a Roma e una volta in Svizzera, forse a Montreux, a salutarli. Erano gli anni in cui Mike aveva fatto un disco che io amo tantissimo, si chiama Voices. Se non lo conoscete ve lo consiglio. Per chi non lo sapesse, Mike Stern è stato un chitarrista scoperto da un certo Miles Davis con cui ha fatto 3 dischi, cioè, quindi stiamo parlando di insomma... Sì, altissime sfere, sì, ma infatti in confronto, poi insomma dopo averlo, non dico frequentato, però un paio di volte una cena, un backstage di un concerto, ho capito che questi sono esseri veramente sovrumani, ma non solo perché sono dei grandissimi musicisti, perché sembrano degli alieni. Cioè, Mike non beve, non mangia, non fuma, no, sta con la testa perennemente connessa con la musica, perennemente. Anche noi, cioè anche io nel mio piccolo, insomma, la musica ce l'ho sempre in testa, no? Ma anche adesso sto parlando con voi, ho una piccola melodia, mi sveglio, parlo, lavoro, ma è una deformazione insomma, che da un certo punto di vista è molto gradevole, da un altro a volte vorresti proprio un attimo spegnere, no? Ma non si spegne. E qui, meno male. E quindi Mike l'ho conosciuto così, gli chiesi una firma su questo suo disco e adesso suonerà il 10 a Roma e mi ha chiesto di firmargli la sua copia, quindi per me che bello, che bello. Che bello, vedi? Quelli veri, no? Io voglio ricordare, perché se siete incuriositi, quindi allora, che il disco è distribuito da Alpha Music, che è una label romana da tempo, voglio dire, proprio attenta, il suo catalogo è infinito ed è tutto ormai intorno appunto al jazz, alle nuove leve del jazz,
a quelle italiche, ma non solo, per cui anche spero una buona distribuzione da questo punto di vista. Senti Massimo, io direi di passare a questo punto del disco, ne abbiamo parlato, e vi invitiamo a sentirlo, ascoltarlo, comprarlo e prima o poi andarlo anche a sentire dal vivo quando Giancarlo vorrà. E invece Massimo, parliamo un po' di quella colonna sonora che ha scritto Giancarlo, di cui hai parlato molto che bene. Mi ha colpito in particolar modo a suo tempo, la recensì il 20 agosto del 2020. Guarda, 20-20-20, caspita, se qua ci fu... Allora, guarda, fu una recensione che io gradii tantissimo, Massimo, perché tu poi quando scrivi di musica ci metti tantissima, sei un musicista anche tu, no? Questo è il complimento più grande. Guarda, infatti diedi un 4 che per me è una famosa chiavi di violino, che è il nostro voto. 4 su 5 specifica, che specificando che la leggenda delle recensioni nostre parte da 1 a 5 e 4 è capolavoro, è 8 è un re. Capolavoro, quindi non è che non sono stato scorretto, non ho dato un brutto voto a Giancarlo, anche perché non se lo sarebbe meritato. Album tratto prodotto dalla Plaza Mayor, che è di Jacques Dejean, che ho avuto il piacere di conoscere ultimamente, una persona molto lungimirante che ama tantissimo gli autori, compositori italici, soprattutto quelli veramente, veramente in gamba, ha un grande fiuto, devo dire, e questa colonna sonora è il commento al film di Alexis Sweet Kyle, l'ho detto giusto? Alexis Sweet Kyle, sì, è un l'accento, che è un regista noto per le fiction Capo dei Capi, Squadra Mobile, Don Matteo, alcuni episodi, L'Isola di Pietro, ed è narra la storia, questo Queen Mary of Romania, lo ribadisco, è incentrata sulla regina della Romania che durante la prima guerra mondiale deve sorreggere il destino della sua patria devastata ovviamente dal conflitto. Si reca a Parigi per farla riconoscere internazionalmente ai famosi colloqui di pace del 1919. Allora, una scrittura orchestrale ed elettronica molto accurata, come disse a suo tempo. Anche qui c'è la stimatissima performance della Bulgarian National Radio Symphony, ed è una colonna sonora dalle mille sfaccettature, come è il suo compositore, come Giancarlo, perché Giancarlo, come ha anche accennato Marco poc'anzi, è una persona polivalente, cioè in lui vivono tante anime musicali, e in questo caso ovviamente c'è anche qualcosa, qualche parvenza di pezzo, un pezzo jazz c'è, se non mi ricordo male, Love Gone Wrong, se non mi ricordo male. Sì, qualche accordo jazz, sì, ogni tanto ci provo. Però comunque raccontaci un po' questa colonna sonora, un po' l'evoluzione di questa colonna sonora, che tra l'altro è bellissima, torno a ribadirlo, quindi andatela a scoprire. Guarda, è un lavoro che ho amato tantissimo fare, innanzitutto perché Alexis è un amico e con lui ho fatto tantissimi lavori da montatore. Io faccio anche il montatore musica, anzi ultimamente è il mio mestiere preferito, perché fare il compositore di questi periodi, insomma, comporta un po' di, come dire, di stress, di difficoltà, di stress, e questo lo dicono tutti i nostri esimi colleghi dell'associazione compositori, di cui anche Marco fa parte, che saluto perché è piena di persone interessanti che comunque continuano a fare il proprio lavoro. È nata soprattutto da questa amicizia, ma soprattutto dal fatto che io e Alexis ci capiamo al volo. Io, insomma, mi sono impegnato per risolvere tante situazioni in cui la musica prodotta per quel determinato film o fiction, diciamo, che non era ancora perfetta, e quindi, come sapete, poi il lavoro del montatore è proprio quello di mettere d'accordo compositore e regista, o compositore e produzione, per insomma fare in modo che il film abbia la musica più adatta, no? In qualsiasi punto. Questo per dire, comunque, aver lavorato da più di 10 anni, 15 anni come montatore mi ha aiutato tantissimo anche come compositore, innanzitutto per
per inquadrare sin dall'inizio di cosa il film ha bisogno, no? Cioè quali sono i momenti da musicare, da sottolineare, il mood che il regista intendeva, capendo bene le sue inquadrature, parlandoci anche, no? Anche se, come sapete, il linguaggio dei musicisti e quello dei registi è molto spesso dissonante, diciamo, ci vuole sempre un interprete. Però io e Marco anche, che insomma da anni ci intratteniamo, diciamo, in riunioni, chiacchierate, litigate con i registi o con gli sceneggiatori, abbiamo imparato, insomma, a fare un po' gli interpreti, no? E quindi è in fondo quello il nostro mestiere alla fine. Stavo dicendo proprio che alla fine facciamo più insomma diamo più un contributo psicoterapeutico e di comunicazione spicciola che non quello, insomma, proprio di servizio, no? Giancarlo, io mi sono dato un termine: noi siamo i fluidificanti, noi fluidifichiamo i rapporti. Oppure come si etichettano tantissimi bravi o meno bravi psicologi moderni, facilitatori, no? Sì, esatto. Sono quelli che ti permettono di apprezzare una filosofia, una religione, una corrente di pensiero, eccetera, magari ideata da un grande maestro, te la danno su un piatto d'argento, no? Che poi mi fa venire in mente i risolutori di Pulp Fiction. Ma non solo, io vi vedo tutti e due con la flemma che avete, che è una flemma quasi falsa, diciamo. Mi ricordate più Tom Cruise in Magnolia, il famoso anche. Bellissimo, che convinceva bellissimo film. Comunque, tornando alla colonna sonora, Alexis mi chiamò, tra l'altro è lui ha fatto tantissimo, come ricordavi tu, Massimo, per la televisione, però Queen Mary è il suo primo film come regista, ed è un film anche, insomma, molto particolare, perché è un film storico, in costume, è un film che i romeni, la popolazione romena ha atteso con ansia, la cui uscita ha atteso con ansia, perché svelava delle informazioni storico-politiche che il regime di Ceausescu aveva tenuto nascoste, no? Quindi non solo sulla figura di questa regina Maria, ma su come, diciamo, la comunità internazionale trattò la Romania subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Ricordo, proprio perché ne stiamo parlando, per chi magari vedrà il film, che comunque ormai si trova, non so dove, in streaming da qualche parte, speriamo che arrivi su qualche piattaforma. Ricordo che la Romania prima diciamo nell'Ottocento, primi anni del Novecento, era un paese bellissimo, enorme, florido, ricco, eccetera, che venne poi smembrato da riunioni di politici e politicanti dell'epoca, che ne fecero, insomma, quello che poi è diventato. Anche se adesso io sono stato solo a Bucarest un paio di volte per questo e un altro lavoro, e devo dire che è una città molto figa, molto figa. Sembra di stare a Brera, a Milano, no? Si sono ripresi per bene. Tantissimo verde, con persone molto disponibili, molto professionali. E quindi, dicevo, è iniziata questa collaborazione, io sono stato ben felice, mi sono cimentato in brani in cui con Alexis d'accordo, comunque era richiesta sempre una certa dose di melodia. Devo dire che il mio montaggio pattuito poi con Alexis era finito, invece il produttore ha voluto aggiungere altra musica, sempre mia, riempiendo il film, che se lo vedrete, insomma, purtroppo dà un po' quell'impressione della troppa musica, no? Quello che secondo me non dovrebbe mai succedere in un film, perché la musica deve stare sempre al servizio e mai sovrabbondare.
Pensa che la cosa assurda è che molto spesso noi musicisti ci troviamo, ma questo un po' tutti, quindi a dire ai registi mettete meno musica, che è stravagante come cosa, no? Uno dovrebbe invece essere ben contento di metterne di più, anche per una questione, voglio dire, di minutaggio si ha, ecco, diciamo così, però invece no, poi alla fine prevale pure il gusto. Senti, Giancarlo, prima di chiudere la nostra intervista, noi facciamo sempre una domanda ai nostri ospiti perché è collegata a un programma radiofonico che è Classic Rock, che poi manda in onda parte delle interviste. Allora, la domanda è: tra tutte le movie song dei film che tu conosci, non tua, quindi non una tua movie song, qual è la tua preferita? Non devi dire Moon River, che è stata ultra citata, quindi dirò una cosa molto istintiva, perché uno dei miei compositori preferiti si chiama Piero Piccioni e amo tantissimo questa canzone che si chiama Innamorati d'improvviso. Ho conosciuto questa canzone Innamorati d'improvviso perché me la fece sentire questo cantautore di cui io arrangiai e produssi un disco, cantato da Fred Bongusto, quindi con quello stile, no, anni 60, questi arrangiamenti molto enfatici, crooner, molto un po' caramellosi, no? Tra l'altro Piccioni, insomma, sappiamo tutti che è un compositore jazzista, no? Molto amante anche lui della melodia, ma soprattutto dell'armonia, di saper far funzionare degli accordi che all'epoca in Italia, insomma, erano diciamo al pubblico praticamente sconosciuti, però lui aveva la grazia di integrarli nella canzone senza che sembrassero cose particolari. Se ve l'andate a sentire, questa canzone ha delle cadenze armoniche molto, molto raffinate, molto particolari. Quindi io mi sono rinnamorato di questo pezzo e quindi adesso istintivamente vi dico, non vi andrò a citare film enormi, però... Allora, con questa scelta che farà felice una nostra amica, ovvero Gloria Paul, che sarebbe l'ultima compagna appunto di Piccioni. Allora, noi salutiamo Giancarlo, grazie di tutto. Io ti auguro il meglio soprattutto per questo qui, per questo disco. Togetherness, sì. Lo trovate ovunque, piattaforme, negozi di dischi. Quindi... compratelo fisico anche. Grazie ciao mille, Giancarlo, grazie cuore, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.